Era spiaggia, diciamo. D'accordo? C'è molta fauna e flora la palude c'è stata una grande bonifica perché prima c'era un sacco di fango e palude. Ci siamo preparati già dall'inizio dell'anno scolastico, sia da un punto di vista naturalistico e quindi la parte scientifica, sia anche la parte geografica per scoprire il territorio dove oggi siamo. Ci sono anche le bisce, poi c'è anche un museo da visitare e insomma è un posto molto naturale dove poi insomma è un posto libero, è come tipo una foresta dove tutto è naturale, ci sono tanti suoni, versi di animali, piante, cioè insomma ti inoltri dentro la natura. Hanno imparato a conoscere diversi ambienti, tra cui la laguna e la pineta, e si sono divertiti a giocare con i pirati, a dormire in tenda con i loro compagni e le insegnanti. È un'esperienza indimenticabile quella vissuta a Caore nel Veneziano dai bambini che hanno partecipato al primo stage formativo didattico in ambiente promosso dalla Regione Veneto per l'anno scolastico 2014-2015. Le attività sono organizzate in collaborazione con Veneto Agricoltura all'interno dell'Oasi Naturalistica di Valle Vecchia e coinvolgeranno circa 1700 allievi di quarta e di quinta delle scuole primarie dell'intero territorio regionale. Ogni bimbo al termine di questa specialissima visita di istruzione riceverà un tesserino che attesta un titolo importante: guardiano della natura. Noi vogliamo formare più bambini possibile perché in qualche modo a loro vengono insegnate come si tutela l'ambiente, la natura, il rispetto per il prossimo, chiunque sia, nel contesto della biodiversità che è l'elemento fondamentale che oggi anche a livello comunitario è il caposaldo della tutela dell'ambiente, quindi pian piano cercheremo di formare i bambini, magari con il gioco, ma pian piano loro stessi poi educheranno anche i genitori. Conoscere la natura da vicino è fondamentale per imparare a tutelarla, valorizzarla e insegnare anche ai più grandi come rispettarla. Qui c'è un momento ludico importante in mezzo alla natura, però le scuole che si sono iscritte e quindi i bambini che sono circa 12.000 in qualche modo partecipano lo stesso anche in classe con disegni, con temi, con attività che in qualche modo ricordano la biodiversità, la natura, il rispetto per la natura e io credo che magari il prossimo anno si possa fare anche un evento un po' di raccolta di tutte queste idee perché poi i bambini vogliono anche evidenziare le loro idee attraverso un momento corale. È una meraviglia anche l'energia con cui loro scoprono la risorsa ambiente, perché sembra così scontato che i bambini conoscano l'ambiente, in realtà ci sono delle continue scoperte che vanno aiutati ed educati in queste scoperte, educati proprio perché il ruolo che hanno questi animatori di educarli, di farli diventare guardiani della natura, come si definiscono loro, è fondamentale. Speriamo che portino a casa il messaggio e che gli insegnamenti che gli vengono trasmessi in questi 2 giorni veramente li trasmettono a casa, perché siamo noi genitori che siamo un po' i più recidivi nei comportamenti, i ragazzi apprendono velocemente, speriamo che appunto trasmettano ai genitori questi valori e ne rendano merito e onore. Le attività didattiche vengono svolte da guide naturalistiche che a piedi o in barca accompagnano i bambini lungo il Sentiero dei Pirati, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto che si snoda in ambienti diversi: i canali navigabili, il litorale, le dune e le aree umide. Tutti faranno un giro in barca comunque, quindi potranno scendere sul fiume e conoscere tutta l'area, che qui è proprio un'area diciamo di ex paludi e quindi conoscere anche proprio la storia di questa zona. Poi arriveranno nella spiaggia, da lì potranno camminare sul litorale. Consideriamo questa è una delle ultime spiagge non antropizzate italiane, poi da lì potranno entrare nella pineta dove c'è tutta una biodiversità vegetale importante, dalla pineta poi arriveranno alle zone umide dove avranno accesso ai siti di osservazione e poi torneranno qui. Nell'iniziativa è stata coinvolta anche la Protezione Civile, che ha allestito il campo in cui i bambini hanno passato la notte. Noi abbiamo voluto, collaborando con Veneto Agricoltura e con l'assessorato all'agricoltura, dare 2 messaggi. Il primo è quello della presenza
della protezione civile come supporto in caso di emergenza da una parte, ma in questo caso non emergenza ma comunque insomma operatività nel territorio. Dall'altra comunque dare quel secondo messaggio che oltre a dover conoscere la natura bisogna da una parte rispettarla e dall'altra segnalare quando ci sono problemi nella natura in modo che si possa per tempo poter far sì che questa natura la possiamo correggere se ci sono problemi e quindi evitare le emergenze magari tipo le alluvioni o altre cose.